Benvenuti al Giulio Onesti di Roma, 14° turno del campionato d'eccellenza. La FMCZ Rugby Rovigo fa visita alla Lazio con il kick-off di Leo Mantelli. Con un buon ritmo, insomma, i rossoblu sono in grado di fare un buon lavoro. In questo momento vediamo ancora Ricky Brugnara con la palla. Che buco che ha preso Ricky Brugnara! Attenzione, mamma mia, galvanizzato forse anche dalle esperienze in Celtic. Ricky Brugnara si è fatto avere una buona accelerazione, non gli puoi lasciare un metro, che anche lui, nonostante giochi nelle slot basse e dispari, ha fatto veramente una grande corsa. E adesso ancora una volta Perry, Mantelli. C'è spazio, Majstorovic, eccola qua, finalmente la meta che i rossoblu stavano cercando già da... Leo Mantelli alla conversione. Molto bene, Leo mantiene le sue ottime percentuali inizio stagione. Portati a terra i giocatori di Joe McDonnell, Chillona dentro per PJ Parker, fa cercare lo scontro con Ceballos, palla a disposizione, ancora Chillona, Ortiz, un buon buco alle gambe di Samuele, riesce a fare breccia nella difesa, se giochiamo veloce andiamo dentro, Mantelli ritorna sui suoi passi, Leo Mantelli la seconda meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, bellissima, portando altri 5 punti, aspettando i +2 che arrivano in questo momento. Rovigo avanti 14-0, Rovigo ancora avanti, Chillona, ma per PJ Parker, messo giù da Gabri Cicchinelli. Odiete nel ruolo di apertura, l'inserimento di Biffi, ottimo step di Biffi che va per vie centrali a segnare la terza meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, e con la squadra avversaria che si rilassa riesce comunque molto spesso a rimontare i ricicli da parte dei biancoazzurri, quindi ottima la comprensione, e da queste cose qui sono nate ovviamente delle conquiste di palla e degli riutilizzi. In questo momento drive con Momberg che sta cercando di andare oltre. Mi sa che ha segnato. Sì. Quarta meta in Rovigo con Jacques Momberg del cecchino toscano. Mantiene percentuali altissime Leo Mantelli. Evitare la segnatura a Rovigo. Che lo gioca veloce, qua andiamo dentro facili. Vediamo il largo. Odiete, meta numero 5. La trasformazione non è molto semplice. Non per Leo Mantelli che mantiene... Si parla di un match molto tirato. De Marchi sull'ultimo blocco. Subito a strappare i giocatori rossoblu e immediatamente a spingere verso la meta della Lazio. Cade il raggruppamento, si gioca a terra, Chillone aveva spazio anche lui per andare, ma ci pensa Matteo Ferro per la sesta meta rodigina. Di farti girare il drive in maniera da non essere... Finiva ad attaccare direttamente Odiete, il calcio di Giancarlini dal box, la corsa velocissima del numero 23 Buonavolontà, Francesco Buonavolontà, che dà la possibilità alla Lazio di segnare la propria prima meta. Mettere insomma un argine all'attacco della Lazio. E l'uomo davanti ai pali, al palo destro. Il pack rosso-blu avanza con grande Vantaggio. forza e prepotenza, pronti per la settima meta, o meglio ottava meta. Vediamo se c'è l'ottava meta, ancora Matteo Ferro con Mantelli che se ne va con un 100% al piede. Alberto Chillon non vuole essere da meno e mette altri 2 punti, per cui stavolta la presa di Freites, il numero 8 argentino. L'organizzazione del drive laziale, Rovigo cerca di arginare a fatica. Sembra buona la corsa e l'azione dei ragazzi di Montella, della squadra di casa. Nulla da fare, il punteggio resta 12. La presa di Venco non contesta e allora scarica. Vediamo se Pasini riesce a giocare velocemente questo valle. C'è già un vantaggio per il rossoblu ed è un pick and go con meta da parte dei rodigini. Matteo Ferro, la perfezione dalla piazzola e lui non mi smentisce. Grande Alberto. Chillon gioca, PJ Parker va oltre il primo placcatore, anche se insomma il gesto non è proprio quello del placcaggio. Majstorovic muove per Davis, Pippo Cadorini, palla per Guido Barion, commette in avanti, finisce qui il match. La FMCZ Rugby Rovigo Delta batte la Lazio 56-12 e porta a casa 5 punti. Missione compiuta. Missione compiuta.